questa chiesa è dedicata a Giovanni Battista. Dentro ci sono le reliquie di un altro San Giovanni, elemosinario, era quello a cui si pregava per il perdono delle anime. E infatti è un santo che viene venerato anche di Cima da Conegliano. Scusate, San Giovanni che da questa era una zona comunque non anche se c'erano comunque famiglie vedete di campo di là, c'erano comunque anche qui. Naturalmente è un luogo famoso perché si dice, vedete la piccola lapide sul bordo sinistro della facciata, e si dice che in questo caso stiamo parlando invece di una confraternita a carattere religioso. Qui, se voi sentite nominare l'associazione 25 aprile di Venezia, un'associazione di cittadini che spesso si trovano e fanno conferenze, iniziative proprio sopra. Però pensate che anche personaggi come mi hanno detto delle persone che sono state lì, e lui ha detto una cosa interessante, che Venezia gli ricorda quello che diceva sua nonna in Africa antica. Forse avete sentito parlare o avete visto, e questa è una salizzata. Quindi oggi noi non lo guardiamo, ma se volete abbiamo fatto anche delle visite per aiutare questa organizzazione, dopo la quarta, che è un'organizzazione ancora attiva, 1451, e ha avuto tante vicissitudini. Anche qui, come ai frari, hanno un guardiangrando e una zonta, una banca, che sarebbe un gruppo, come un direttivo, che organizza e eleggono ogni anno delle cariche. Sta dietro di noi, girate a destra e dopo tutta la Salizada a sinistra trovate a Rialto, vedete il gobbo di Rialto. Ecco, quello che ha fatto la statuetta del gobbo di Rialto di fronte alla chiesa, che non era un vero gobbo ma teneva sui gradini per andare a parlare, quello è San Pietro di Salò. Qui dentro ci sono i telefoni a lavorare, però se voi leggete, no? Quindi nella storia di Venezia, tra l'altro il primo santo protettore, che era San Teodoro Todaro, anche lui viene raffigurato come quello che scaccia il drago, il male, no? Infatti se voi andate in piazzetta San Marco vedete tutti e due, San Marco con il leone e Teodoro che schiaccia il drago. Qui questo rilievo, che è originale del 500, ma è stato portato del 700, e comunque hanno scritto anche un poema dell'epoca degli Augustini per prendere in giro gli occupanti. Ecco, quindi Sant'Antonino è legato alla... Perché i Templari vengono eliminati dal re francese nel 1300, ma continuano tra Rodi e Malta. E quindi qui c'è un archivio stratosferico, c'è la chiesa, che quest'anno che c'era la Biennale era aperta, e dei quadri dentro la chiesa erano comunque di pertinenza della scuola. Probabilmente hanno bisogno di soldi e quindi per questa ragione non lo è dato. E a marzo ci sarà una mostra a carattere scientifico-artistico, non so, l'anno scorso anche c'è. Della Vergine Maria. Qui siamo vicini al liceo Benedetti, nella scuola Paolo Sarsi, che sono scuole dei ragionieri sardi. E tengo qua, non so se voi ve lo ricordate, tantissimi anni fa, Fonducca, che vuol dire allo stesso tempo magazzino e ostello, ricordo, perché c'era quello dei turchi, quello dei persiani, quello dei tedeschi, che sicuramente è quello che conoscete, perché è diventato... Possiamo entrare oggi, e mi dispiace, perché l'idea vi fa... però... è comodo, perché vedete come fa il parcheggio. Non è San Francesco della Vigna, perché questo è un luogo legato con quello che si raccoglie qui a San Michele, alla Giudecca. E potremmo fare, dobbiamo vedere quel padre Rino che è... Oggi? No, adesso non si può. Lo volevi degustare?
casa di cui poi andremo, che si fa fare, aveva una collezione sterminata, in parte ereditata dallo zio, è quello che si fa seppellire qua dentro. C'è una cappella di un palazzo che andremo poi a vedere per 18 o 16 o 18 anni. Non c'è, non vedete piante, non vedete fiori. Sì, si vedono un po' di rose. E naturalmente c'è anche una zona riservata solo ai bambini. C'è una cappellina anche dove trovate un'opera straordinaria di Giovanni Bellini. Quindi se per caso tra l'altro in questa chiesa non si fa, non fa parte Domenico, no? Che è quello che dà la collezione al Palazzo Ducale e alla biblioteca. Si ha l'idea e la realizzazione dell'idea che il vescovo deve vivere vicino a San Marco, perché San Marco è in questa chiesa che adesso vedete, San Giovanni e Paolo. Siamo vicini a San Giovanni. Erano bravi anche a fare queste cose. E qui, come alla Pietà dove ci siamo incontrati prima, c'era una sala da concerto che era una delle 4 sale dove cantavano. Quindi la ruga giuffa deriva da loro. Qui Santa Maria Formosa, parrocchia, era anche la patria dei Quirini Stampaldina quando l'hanno ammazzato. È proprio una risolta proprio, vedete delle teste romane, Perché? Perché i Grimani avevano avuto appunto questo Domenico cardinale, residente a Roma, nella collina del Quirinale, dove avevano una vigna e dove trovavano queste cose. Erano gli anni in cui il Papa Giulio II aveva commissionato a Raffaello la Cappella Sistina. E voi tra poco vedrete una riproduzione di una statua trovata e il breviario Grimani, che era il libro delle preghiere di Luigi Fiamminga del 400, mentre questa casa, che esisteva già, viene allargata in più scultura romana. Prima di entrare vi faccio vedere degli stucchi con tracce di affreschi e poi vedremo anche l'altro. Questo un po' affrescato e tra poco ne vedrete delle belle. Non è l'unica, per esempio in fondo sotto il portico della loggia. Vi pensate anche a statue enormi che venivano dal Pantheon di Roma. E una, la vedete, non sono veri marmi, un quaderno dove anche voi, scriverete il vostro nome, perché non ho bisogno di avere visitatori. La scala di cui parlavo nella biblioteca Marciana è questa. Vedete anche il terreno in pittura e con la calce, ridotto in polvere. È una tecnica che era stata utilizzata nel Medioevo, ma che a Roma è chiamato qui vedete un po', giustamente di aver tradito la chiesa mentre io
sono davvero dedito, per esempio qua non si vede bene, qua vedete la musica, e di là invece c'è lui, che è rappresentato che legge, quindi lui dedito alla cultura. Anche le arti. Possiamo sbizzarrirci, poi ne vedrete altre, vedrete i pesci, vedrete i fagiani, vedrete uccelli di vario tipo e anche piante che ha fatto gli stucchi e le pitture, ma gli stucchi magari erano anche di altri, e però vedete che c'era un tavolo, probabilmente anche lì c'era un dipinto un tavolo, ma immaginatevi, vedete dei pezzi di tutta una decorazione che faceva da complemento alla storia col finale, così c'era tutta la Diana, la vera Diana, la vede che è incinta e quindi fa questo prima loro e gli specchietti dovete immaginare le candele. Sì, Giovanni che allora non era ancora camminato. Allora, secondo episodio lei viene beccata in Ferrante che è incinta, ha questo sulla mitologia, vuole essere un'altra Roma. Nella storia qui, vedete, a 25 anni in restauro. Questo è il restaurante. Questo è il restaurante. Questo è il restaurante, se vi faccio vedere gli angoli di nome, a sinistra, di Apollo. Invece scusate, no, quella è Marsia e Apollo dire la musica che si seduto. Apollo, e Marsia è quello che lo spina, no? E Marsia a un certo punto va nei guai perché vince Apollo. No, al contrario, scusate. Venite, se no sono tornate. Quel quartiere lì dove eravamo, a parte il castello della Piglia, nel 500, parliamo di questo, si sa che si chiamava Giovanni Contarini. La tipologia di pietà, se pensiamo al legno, esisteva in Germania, c'erano delle sculture a Santo Clauso. Dove ritroviamo, in questa sala ritroviamo sempre gli uccelli, io sono stata con voi il giorno al posto dell'ovale, vedete che riprende anche qua, no? C'erano i 4, vediamo, questo non c'entrava con questo ramo della famiglia, Marco era un fratello, era uno di loro, e questo invece Vincenzo era un altro dei fratelli. Sì. Di Pordenone. Vedremo poi a fare se siete in zona San Bortolo di Acqua. Sì, fa anche quello, sì, anche il presente, e anche il frittore. Qui però vedete, se vedete questo nella famiglia Grimani che aveva sposato una Chigi e parliamo della fine del Settecento, quindi tutto questo che vedete qua è stato fatto dopo, compreso il culto. Però non vai mai a
qui al Louvre c'è l'originale di questo bellissimo. Guardate cosa, ogni 5 anni si sacrificavano avevano da museo archeologico i bellissimi nasi. Io è quasi un tentativo, non so. Magari, però ecco cosa dico, nel senso che anche nel 500 come per Copiavano. copiavano, rifacevano, però vedete, per esempio il più famoso, noi abbiamo parlato dell'uva, le maschere, esatto, Pan, questo è il dio Pan, che sarebbe il padre della rivoluzione del mondo, questo dio del mentre voi poi vedete dietro di me che però poi per esempio prima abbiamo visto Adriano e vediamo tutto l'anno per Adriano, c'è un piccolo che non si vede quella statua che era piazzata qua e si vede Galata Moreno sopra i Petrarchi o quando guardate la testa di Giustiniano, vedete Venezia, tutti i